Grazie Presidente. Ringrazio anche il collega Barbisan per aver posto al centro della discussione di quest'Aula un tema che esiste davvero, e cioè il problema di come noi sosteniamo gli studenti che frequentano le università del Veneto. Peccato che nella mozione il consigliere Barbisan, a nostro giudizio e a mio giudizio, sbagli completamente l'obiettivo, e credo non sia un errore casuale. Perché c'è l'abitudine in questo Consiglio regionale, ogni volta che c'è bisogno di qualcosa, anziché mettere le mani nelle tasche della Regione del Veneto, si cerca sempre l'aiuto del Governo, che non va bene quando ci chiede qualcosa in cambio, ma che deve essere sempre pronto a far fronte alle necessità. Ora, non credo serva che ricordi ai colleghi, in parte lo ha già fatto Lorenzoni, quante sono le risorse che il Governo in generale ha messo a sostegno di famiglie e di imprese. Ma addirittura nel decreto 57 del 2021 è stato anche previsto il rimborso per le locazioni per gli studenti fuori sede. Le università e gli atenei veneti hanno già messo dal loro bilancio una serie di risorse, ne ha parlato il Presidente Lorenzoni prima, per sostenere gli studenti che hanno avuto difficoltà negli anni dovute in questo anno accademico a causa del Covid. In realtà il problema che il collega Barbisan avrebbe dovuto porre a quest'Aula è un problema storico della Regione del Veneto, che il Covid ha aggravato, e cioè il fatto che la Regione del Veneto è una delle regioni che liquida con un ritardo gravissimo gli atenei rispetto agli importi che lo Stato già mette per finanziare le borse di studio. Perché la Regione del Veneto è una delle poche regioni in Italia che ai fondi nazionali per finanziare le borse di studio non aggiunge un euro. Allora, collega Barbisan, facciamola insieme la mozione, in cui, proprio per le ragioni che lei mette in premessa, a partire dall'articolo 3 della Costituzione, chiediamo alla Regione del Veneto, e non al Governo, di aggiungere alle risorse che il Governo già stanzia altre risorse per sostenere alcuni degli atenei più importanti, più eccellenti e più efficienti dello Stato italiano. Approfitto infine per riportare l'attenzione del Consiglio su un'altra grandissima questione che le organizzazioni studentesche hanno già rivolto alla Regione del Veneto in moltissime occasioni, rimanendo sempre inascoltate, consigliere Barbisan. C'è un tema dei rimborsi delle quote mensa che vale molto di più delle borse di studio di cui stiamo parlando. Cioè la Regione del Veneto continua a trattenere dalle borse di studio le cosiddette quote mensa, e cioè gli importi che gli studenti avrebbero dovuto spendere per accedere alle mense universitarie, anche in riferimento al periodo in cui il Covid vietava alle mense di aprire e agli studenti di recarsi in quelle mense. Allora, anziché approfittare di un'occasione così importante come quella della discussione dentro questo Consiglio regionale per andare a tirare per la giacchetta chi sta già facendo e ha già fatto molto per le università italiane, e quindi il Governo, si può fare sempre di più e va bene tutto. Proviamo a capire come noi legislatori regionali possiamo intervenire su una questione così delicata. Penso che sarebbe non soltanto un atteggiamento intellettualmente più onesto, ma anche forse più utile. Grazie Presidente.